queste finali sono davvero il culmine di un lavoro che sono partiti da alcuni anni, non da tanti anni, perché il baskin proprio ha avuto un sviluppo veloce, eccezionale, che mai nessuno si avrebbe aspettato. Il baskin appunto deriva dalla pallacanestro con alcune regole, ma con la differenza che è molto molto inclusivo, divertente, dove c'è molto agonismo, dove c'è il fair play, davvero è una festa. Guardando le partite, le gare del baskin, trasmette davvero grande soddisfazione, grandi emozioni. È un gioco davvero che coinvolge, che partecipa e che uno quando vede, e soprattutto noi ci rivolgiamo alle tante persone con disabilità che ancora per tanti motivi non si sono avvicinati. Abbiamo bisogno di questi eventi per promuovere ancora di più. In questi ultimi anni davvero c'è stato un salto culturale notevole in Italia, nel nostro paese, e questo credo che sia anche merito del movimento paralimpico. Abbiamo dato come sport davvero un grande aiuto, una grande spinta. Il rapporto fra cittadinanza e disabilità è migliorata tantissimo. Certo, vogliamo arrivare a tutti i possibili persone con disabilità ad avvicinarsi allo sport, perché facciamo oltre 40 discipline e quindi noi come CIP, come Comitato Paralimpico, poi siamo qui anche per aiutare e come dire, di risolvere, di essere di supporto a chi ha dei problemi per avvicinarsi allo sport paralimpico. Promuovere l'attività sportiva a tutto tondo, ma con la particolare intenzione di portare l'inclusione nel vero senso della parola. Infatti l'EISI promuove sport inclusivi con una nuova formula, un design for all, quindi una progettazione per tutti, dove la disabilità non è più un elemento di differenza, ma bensì è una semplice diversa abilità rispetto alle varie abilità che si possono avere durante un particolare sport. Il nostro presidente è Goffredo Iacchetti, noi siamo un ente nato da poco con la 2019 l'affiliazione con il CIP, e abbiamo quindi Goffredo Iacchetti presidente, io vicepresidente insieme a Mariana Bodini, 2 vicepresidenti donne. Sicuramente Isola Vicentina, il Veneto è la culla in questo momento per una promozione anche a lunga e a ampio raggio. Aggiunge sicuramente tantissima visibilità finalmente, proprio perché anche siamo accreditati con il Comitato Paralimpico, il Comitato Paralimpico sta appoggiando molto il nostro ente, quindi ben venga il primo campionato EISI, che poi è il quinto a livello da quando è nato il basking, però è questo il primo momento e la prima pietra miliare.